Eccoci, buonasera, buonasera a tutte e tutti, da Luca Buonasera. Martini e da Viviana Salvati. Eccoci qua in un'atmosfera autunnale, ma già in realtà natalizia, felici di ritrovarvi in questa quinta edizione di Storia sul pezzo, la rubrica di Matearium dedicata alla drammaturgia contemporanea che parla del presente. Oggi abbiamo il piacere di avere due ospiti speciali, Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, che ringraziamo tanto di essere qui. Buonasera. Siamo felici di festeggiare con voi il primo compleanno di Storie sul pezzo. Questa rubrica, infatti, compie un anno. E grazie a tutti voi, a tutte voi che ci seguite, in realtà se possiamo celebrare un anno di ricerca sulla drammaturgia contemporanea che parla del presente. E di questo ci sentiamo di ringraziarvi, di dirvi grazie. Vi ricordiamo che teniamo traccia di tutta questa ricerca e che sulla pagina del sito di Matearium, dedicata a Storie sul pezzo, potete trovare le videoregistrazioni degli incontri precedenti. Ecco, adesso Viviana vi ha riportato il link della pagina via chat. E grazie sempre al progetto Mulino Nicli, Spazi Creativi per Macinare Idee 2024, che ci permette di realizzare anche questa edizione. Ora non vediamo l'ora di presentarvi i nostri ospiti, quindi come sempre vi chiediamo di tenere le vostre videocamere, i vostri microfoni spenti. Vi ricordiamo che potete comunicare tramite la chat, che al termine dell'incontro anche ci sarà un momento per le vostre considerazioni, commenti, domande e suggerimenti. Viviana. Bene, ho il piacere di presentarvi Chiara Boscaro e Marco Di Stefano della Confraternita del Chianti, i nostri ospiti di questa sera, che ringraziamo davvero tantissimo di essere qui a raccontare il loro teatro. Dunque, una presentazione per voi: Chiara, autrice e regista, laureata in lettere moderne e diplomata in scrittura drammaturgica presso la Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi, e Marco, anche lui autore e regista, laureato al DAMS e diplomato in drammaturgia alla Paolo Grassi. Insieme hanno fondato la Confraternita del Chianti, una compagnia teatrale o un marchio artistico, e fanno parte della Factory Officina Carbonara. Assieme hanno scritto numerosi testi teatrali a quattro mani, che sono pubblicati, come vedremo, vi daremo le informazioni, sono pubblicati in Italia, vi daremo le informazioni per reperire i loro testi, ma sono anche tradotti in più lingue e sono stati rappresentati in diversi paesi in Europa, ma non solo. Chiara e Marco sono un'autrice e un autore riconosciuti a livello internazionale, e quindi siamo molto orgogliosi che siano qui con noi a Storie sul pezzo. Il tema di oggi, come sapete, è Storie dai giornali al palcoscenico, ed è un tema che si adatta molto bene alla scrittura di Chiara e Marco, perché, come loro stessi ci spiegheranno tra poco, per loro accade spesso che proprio una notizia di cronaca ad accendere la scintilla creativa che mette in moto la scrittura di un testo. E noi siamo molto interessati a conoscere qualcosa di più di questo processo. Chiara e Marco questa sera hanno scelto per noi di parlare hanno scelto tre tra i loro testi, tra i loro numerosi testi di cui sono autori, e ce li racconteranno un po'. Come sempre sapete che ne leggeremo qualche estratto e li presenteranno per noi, raccontandoci anche qualcosa di questo processo che parte proprio dai giornali. Ecco. Ma lascio la parola con piacere a Chiara e Marco e lascio che siano loro stessi a presentarci. A voi la parola. Grazie mille e grazie per averci invitato e buonasera a tutte e tutti. Stasera appunto vorremmo parlarvi di tre testi che abbiamo scritto insieme in momenti diversi e in modi molto diversi. Il primo si intitola L'ultimo giorno di scuola, il secondo è La città che sale e il terzo è Effetto farfalla. Che cosa li accomuna? Sicuramente il fatto di partire dall'attualità in modi anche potremmo definire balzani a volte, ma
per noi vincenti, e soprattutto il fatto di dirlo, essere andati prima in scena all'estero che non in Italia, per tutta una serie di ragioni che poi magari dopo approfondiremo. Infatti fanno parte tutti e tre di una raccolta che abbiamo pubblicato che si intitola Verso Est, perché guardavamo più in quella direzione in quel momento. E sono testi di generi molto diversi, perché spaziamo dal dramma alla commedia. Noi non ci definiamo autori di un genere specifico, ci piace molto giocare con le parole e sperimentare cose molto diverse. Questi tre testi parlano di storie molto diverse e in qualche modo partono da degli articoli di giornale che abbiamo inviato ai ragazzi e che dopo verranno anche citati. Vuoi partire col primo? Sì. Allora, il primo testo di cui vi parliamo oggi si intitola L'ultimo giorno di scuola. Vedete come sfondo, tra l'altro in una versione specchiata e non leggibile, la locandina della produzione che è stata fatta quest'anno in Romania dal Teatro Fani Tardini di Galazzi. È un testo che nasce dalla volontà di un'attrice di Bucarest che si chiama Ioana Visalon, che ci aveva invitato a ragionare su un fatto di cronaca che era avvenuto in modo molto simile sia in Italia che in Romania, ovvero in una piccola città una violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne fatta da un gruppo di coetanei o ragazzi comunque poco più grandi, e che oltre al terribile fatto in sé aveva anche portato in entrambi i casi una conseguenza ancora più terribile, che era quella che la comunità dove questo fatto era accaduto in qualche modo aveva colpevolizzato la vittima invece degli stupratori. Ecco Marco, scusa se ti interrompo, volevo Figurati, Luca. sollecitare il pubblico, e lo faremo per tutti e tre i testi che affronteremo questa sera. Ho riportato in chat il link dell'articolo del mattino nel quale viene riportata la notizia che poi è stato occasione appunto di... Esatto, quando Ioana ci ha raccontato questa storia era appena avvenuto questo fatto e ci siamo ritrovati a dirci che le dinamiche erano più o meno le stesse, e quindi avevamo immaginato insieme una scrittura che potesse rivolgersi appunto al target degli adolescenti. Mm-hmm. Io adesso vi leggerei un pezzo del testo che racconta proprio di questa fiaccolata che la comunità organizza per difendere paradossalmente gli stupratori invece che la vittima. Il personaggio che parla è il padre della ragazza che viene violentata. Lei non è presente nel testo, è presente solo suo padre, sia in forma di narratore e di didascalista che come vero e proprio personaggio, nel senso che ogni tanto entra brevemente all'interno delle scene e in qualche modo diciamo che il testo ricostruisce la battaglia che quest'uomo compie per ottenere un minimo di giustizia per sua figlia. Noterete che questo ruolo del narratore / didascalista torna in tutti e tre i testi. È un espediente tecnico che stavamo sviluppando e approfondendo negli anni in cui stavamo lavorando a questi tre testi. E tra l'altro Viviana ha postato un'immagine, credo tratta, no, proprio da una delle rappresentazioni che è stata messa in scena. Questa è la produzione che è andata in scena in Romania recentemente, e in scena in questa foto vedete lo scacchista, che è uno dei due ragazzi che nel testo compie la violenza nei confronti della ragazza,
e la sua professoressa, perché il ragazzo si sta allenando per partecipare a dei campionati dei tornei di scacchi, e la sua professoressa gli sta facendo da allenatore. Allora mi metto in condivisione, così proietto la lettura che adesso Marco avrà il piacere di condividere. Il padre, scena 14. Il giorno della fiaccolata. Ora tutti sanno, tutti parlano di questa storia. Se l'è cercata. Ci dispiace per la famiglia, ma non doveva mettersi in quella situazione. Quale situazione? Sapevamo che era una ragazza un po' movimentata, una che non sa stare al posto suo. Se l'è andata a cercare. Io non penso a niente. Scendo in strada, da solo, mi fermo a un incrocio. Mia moglie e mia figlia restano a casa, non vogliono vedere. Io sì, li voglio vedere in faccia, uno per uno. Li sento arrivare in lontananza. Una voce parla al megafono. È la madre dello scacchista. Chiede giustizia per suo figlio. Signora, tranquilla, anche io chiedo giustizia per suo figlio. In prima fila esibiscono uno striscione, liberateli. Sono sempre più vicini, li guardo uno a uno. Qualcuno mi riconosce. Abbassa lo sguardo, altri mi ignorano. Altri mi guardano con disprezzo. Un uomo mi si fa vicino, mi urla contro, lo fisso. Dice qualcosa su mia figlia, qualcosa che non voglio ripetere. Non so perché, ma sono stranamente calmo. Mentre quest'uomo mi grida in faccia cose orribili su mia figlia, io resto calmo. È come se non sentissi niente, ma non è vero che non sento niente. Provo rabbia, dolore, vergogna, non per me o per mia figlia, ma per loro. Non voglio essere come loro. Forse è per questo che resto calmo. Ci sono alcuni giornalisti della TV locale. Intervistano la gente, Vox Populi. Scosto l'uomo che mi urla in faccia e mi avvicino. Sono incuriosito. Resto a media distanza, voglio ascoltare senza essere ripreso. Chiedono alle persone perché sono qui a manifestare in favore di 2 ragazzi accusati di stupro. Non credereste alle loro risposte. Poi arriva la madre dello scacchista. Dice che suo figlio è un bravo ragazzo, che è colpa della ragazza, che devono liberarlo subito, che rischia di perdere un anno di scuola. Il giornalista le dice che suo figlio rischia 20 anni di galera. Assurdo, risponde. Non si possono pagare 20 minuti di divertimento con 20 anni di carcere. Si volta e mi vede. Si ferma. Mi fissa. Mi sembra di vedere una lacrima sulla sua guancia. Anche i giornalisti mi vedono. In un secondo mi sono addosso, ma io non sento le loro domande. Io sono da un'altra parte. Io e la madre dello scacchista ci fissiamo in silenzio, mentre il resto del mondo intorno a noi continua a fare rumore. Grazie Marco. Ecco, a me ha colpito molto nella scena 8 di questo testo, c'è la battuta della madre, la madre del ragazzo, no, accusato della violenza, è al telefono con il figlio, e quando ormai ho scoperto che cosa è accaduto, cioè conosce le gesta del figlio, ma al telefono con lui quasi lo tranquillizza, lo giustifica, sembra che voglia un po' rasserenarlo. Il padre della tua ragazza è venuto qui, no? Gli dice al figlio. Tra l'altro curioso che la chiami la tua ragazza. Torna questa cosa dell'essere o non essere, no? La sua ragazza. A me sembrava veramente un po' esagerato, dice la madre, dovrebbe controllarla sua figlia, non assecondarla. Ecco, questa reazione, che è scioccante per chi la scopre leggendo la drammaturgia, immagino a maggiore ragione poi guardandola a teatro, tra l'altro non fa altro che anticipare quella che è la reazione della comunità, no? Che vedremo ancora più scioccante. Quindi abbiamo una madre, no? Una donna, che mette in atto queste dinamiche tossiche, quali la criminalizzazione della vittima e la minimizzazione del fatto compiuto dal figlio, no? Però una volta messo giù il telefono dice a se stessa cosa hai fatto, no? Gli dice, dice a se stessa appunto cosa hai fatto, Dio, perché l'hai fatto. Come se la morale
di questa donna fosse condizionata dal contesto, come se il ruolo genitoriale si esaurisse nel tutelare il figlio, no? Dalle conseguenze dei propri gesti. Ecco, volevo quindi chiedervi, no? Chiedere a tutti e due, visto che vostre molte drammaturgie nascono da fatti di cronaca, che coinvolgono quindi persone reali, ci sono delle accortezze, mi viene da dire quasi degli scrupoli che mettete in atto, vista la delicatezza di certe storie, cioè con che tipo di sensibilità maneggiate questo materiale? Allora, io innanzitutto diciamo che ci sono dei distinguo da fare e perdonatemi, faccio brevemente un riferimento a un altro lavoro Certo. mio, ad altri 2 lavori miei di Chiara, giusto per capire un po' la differenza di approccio che abbiamo rispetto ai testi che scriviamo. Diciamo che in questo caso la nostra scelta è stata prendere semplicemente un fatto di cronaca, diciamo un'immagine di questo fatto di cronaca, no? Che è questa fiaccolata dove in qualche modo la comunità difende il violento invece della vittima. Per cui da questo punto di vista, per scrivere questo testo qua, non abbiamo avuto particolari scrupoli, non so come dire, nel senso che abbiamo, cioè, i nomi stessi dei personaggi sono non ci sono. sono delle figure, non hanno dei nomi propri. Lei è la madre dello scacchista ed è bloccata in quella sua funzione, per cui il ruolo genitoriale la obbliga da un lato a cercare di capire come educare questo figlio e dall'altro si trova in una situazione che realmente è un po' senza sbocco. In più in quel momento lì il figlio non è a casa, lei lo sta cercando, in realtà sta cercando di convincerlo a tornare, cioè è come dire, tirata tra varie, da varie parti e questo la rende viva. Però capite che nel momento in cui non è il vero nome di quella donna lì, tra l'altro non c'è neanche una localizzazione precisa nel testo, cioè non viene detto siamo in Calabria o siamo in Romania, per cui nel momento in cui diciamo tutti i nomi scompaiono, anche le dinamiche scompaiono, perché per esempio è diverso il numero e il contesto sociale dal quale provengono per esempio i violentatori. Diciamo che a quel punto lì abbiamo la libertà in qualche modo di rendere la nostra storia verosimile guidandola attraverso quello che in qualche modo ci interessa raccontare. In 2 casi invece ci è capitato di fare 2 lavori dove le persone di cui parliamo ne parliamo facendone nome e cognome. Sono 2 lavori molto diversi, uno si chiama Propaganda, che parla della storia della P2, e un altro invece è un lavoro che si chiama poco più di un fatto personale, che parla un fatto di cronaca di inizio anni 2000, che è quello delle bestie di Satana. Allora noi in entrambi i casi abbiamo avuto per questi 2 lavori un consulente legale, nel senso che è un consulente legale che oltre a tutelare noi, in qualche modo tutelando noi, tutela anche la veridicità e la correttezza di quello che noi diciamo, in modo tale che il nostro lavoro sia anche il più eticamente corretto possibile, non solo dal punto di vista legale. Pur non trattandosi di teatro documentario, perché poi assolutamente in direzioni altre. Certo, beh, questo mi sembra uno scrupolo, come dire, altissimo, giustissimo e da condividere, anche perché al netto di quelli che sono poi i protagonisti, quello che voi portate in scena è una storia che tocca corde universali, no? Che attengono poi alla sensibilità di ciascuno. Sì, assolutamente, diciamo che un po' come dire, noi cerchiamo poi di andare sempre come dire, al cuore delle cose, più che fare sensazionalismo partendo da un fatto di cronaca. Cerchiamo di capire qual è delle storie che raccontiamo e che magari scopriamo attraverso un articolo di giornale, qual è il cuore umano che c'è dentro quella storia lì, no? Cioè come i personaggi portano il loro essere delle persone nelle loro relazioni. Vi facciamo spoiler, forse non si dovrebbe fare, però ve lo facciamo lo stesso. E in verità è tutto un lungo
alla fine dell'ultimo giorno di scuola in qualche modo è come se fosse un lungo dialogo a distanza fra due figure genitoriali, no? Perché c'è un'ultima scena dove il padre della ragazza si rivede con la madre dello scacchista e avviene una cosa che insomma è abbastanza sorprendente, questo non ve lo dico, ma che comunque presuppone il fatto che questi due esseri umani arrivino a toccarsi poi in qualche modo. Molto potente, sì. Sì, perché poi quello che ci interessa non è tanto raccontare la storia in sé, quanto provare a dar vita a quel conflitto base che pone una domanda a noi in primis, la cosa che ci mette in difficoltà a noi e che pensiamo di poter passare anche al pubblico attraverso il nostro lavoro. Certo. Certo. Che è un po' la funzione, no? Anche che può avere il teatro, vero? Sì, cioè per noi la cosa fondamentale è fare domande al pubblico. Costringerlo anche a interrogarsi. Le risposte non ne abbiamo, ma poi sapete, io penso questo, lo penso sinceramente, insomma, vabbè, parlo anche per Chiara perché comunque ci è capitato di rispondere già a questa questione, quindi siamo abbastanza d'accordo entrambi. Noi di fatto raccontiamo cose che in primis pongono delle domande a noi. Cioè, se noi avessimo già delle risposte, probabilmente il nostro lavoro sarebbe pessimo. O faremo un altro lavoro. Faremo i politici. Risolveremo delle cose. Ok? Però se c'è invece una storia che in qualche modo ci interroga, lavoriamo su quello che quella storia chiede a noi per poter poi condividere quella domanda con il pubblico e col lettore. Se si tratta del libro, no? Della pubblicazione. Beh, leggendo il testo questo mi sento di dire che passa, almeno io l'ho vissuta così. Ripeto, quando sono arrivato con la reazione della madre ho provato un senso quasi di dolore, no? Immedesimandomi nella storia, e non vi dico cosa ho provato poi quando ho assistito alla fiaccolata. Speravo che quella visione della madre fosse in qualche modo condizionato, come si diceva prima, no? Chiara, proprio dal suo ruolo, da questo vivere diverse tensioni sul momento e non saperle come gestire. Invece la comunità, ecco, entra in scena la comunità con tutte le sue contraddizioni, che sono poi quelle del nostro tempo, purtroppo. Sì, assolutamente sì. E il secondo testo, no, che avevate il piacere di condividere con noi, sappiamo che si chiama La città che sale, altro titolo molto evocativo. Sì, qui c'è un'opera di Boccioni molto famosa alla base. È un testo che non è mai andato in scena in Italia, che ha vinto un premio a New York e ci ha permesso di andare a vedere il quadro. Che siamo andati, perché che la città che sale al MoMA. Quindi tutto torna proprio. Una tappa dovuta quando siamo andati a ritirare il premio, e nasce dalla nostra relazione con la città in cui siamo nati e in cui viviamo, cioè adesso non più, in realtà viviamo nell'Interland, che è Milano. È nato questo testo in realtà è stato un caso, perché nasce per un bando di un'associazione dedicata a un giornalista defunto che si chiamava Marco Formigoni. Non siamo mai riusciti a partecipare a quel bando, non siamo mai arrivati, credo, a inviarlo, però da lì è nato un lavoro molto lungo di scrittura che ci ha portato a ragionare sulle dinamiche della gentrificazione, dell'urbanizzazione, della vita di una grande città in anni in cui eravamo insomma addirittura d'arrivo con Expo, per cui eravamo nel pieno dell'esplosione della città. La città stava salendo letteralmente con uno skyline totalmente modificato e vedevamo un po' come questa cosa creasse un grande divario sociale tra ciò che sta in cima ai grandi grattacieli e ciò che sta sotto, per cui le marginalità, le migrazioni, una serie di persone che vivono ai margini della società ma di fatto la costruiscono, e abbiamo provato a raccontare tutto questo in un unico testo, che è un giallo poi di fatto.
Sì, in verità i due critici che hanno scritto la prefazione del libro ci hanno rivelato che in verità praticamente tutti i testi che ci sono in questo libro sono dei gialli. Noi non ci avevamo mai ragionato fino in fondo, ma effettivamente hanno sempre abbastanza la struttura, cioè c'è sempre qualcuno che deve scoprire la verità su qualcosa, no? In qualche modo. Per cui è stato curioso perché, come al solito, a volte chi vede il tuo lavoro da fuori riesce a trovare delle connessioni alle quali magari tu non hai neanche messo troppo testa, no? Per cui insomma è stato... C'è bisogno di un occhio esterno a volte, no? Ci vuole, ogni Sì. tanto ci vuole, no? Qualcuno che ti dica guarda che stai andando in questa direzione, perché magari tu ti sei un po'... tu stai andando, non sai bene dove, ma stai andando. E invece arriva qualcuno che ti dice guarda che stai andando da questa parte qui. E io lo leggerei e dopo, se vuoi, Luca, aggiungo anche un'altra cosa rispetto alla domanda che ci hai fatto prima sugli scrupoli, perché secondo me c'è una cosa interessante anche su questo testo poi da dire. Allora, questo qua è la lettura a New York. Sì, questa qua è la mise en espace che hanno fatto a New York, all'Istituto Italiano di Cultura, dove abbiamo vinto quello che all'epoca si chiamava Premio Mario Fratti. E adesso ha cambiato nome. Ecco, e tra l'altro lo spunto, se vogliamo dire così, giornalistico, la notizia che in qualche modo, no, vi ha portati a iniziare a ragionare su questo testo. Sì, è la notizia di un diciamo, un incidente in un cantiere, in uno di questi cantieri dove la città cresce, che sono poi abitati e in cui lavorano queste diciamo cooperative, queste aziende che sfruttano lavoratori magari migranti, sottopagati, senza diritti, e dove se c'è un incidente è facile che non si riesca a scoprire che cosa è successo veramente, perché si trattava di una situazione ai margini della legalità spesso. E quindi l'evento, diciamo, scatenante è questo corpo che cade dall'alto di un cantiere e rovina in una pozzanghera di fango e crea di fatto questa iniziale dicotomia tra alto e basso, tra il guardare in su e il guardare in giù, che è una dinamica che poi ritorna sempre all'interno del testo. Ottimo, grazie. A parlare è il narratore. Cioè, dopo vi diciamo anche, infatti, dopo vi diciamo chi è, perché altrimenti si scopre chi è. Sono morto. Morto. Così lo sappiamo tutti e non c'è bisogno di imbarazzi e condoglianze e domande su come parlo, il linguaggio del personaggio, lo stile, eccetera, eccetera. Sono morto. E come a tutti i morti mi tocca fare il narratore. Perché sono morto e quindi so tutto. Sono fuori dai giochi. Curiosa questa concezione dell'aldilà. Uno aspetta tutta la vita di morire per vedere che succede e poi non succede niente. Se proprio vuoi, fai il narratore. E io ci sono arrivato pure prima del tempo. Non potevo aspettare, no? Musafir Driss, marocchino, 44 anni. Cioè, 44 anni quando sono morto, il 27 luglio 1993. Oggi non è il 1993. È inverno, è presto, fa buio e fa un freddo cane. Apro una parentesi, tanto sono il narratore. Questa città non farà schifo, ma il clima è una merda. Ce n'è di peggiori. C'è il circolo polare artico, c'è gente che sta al buio per mesi, ci sono i monsoni. Ma quando ho scelto di venire qui non pensavo certo alle mattine di gennaio. Il cielo è così scuro che ancora non si capisce se ci sono nuvole o è sereno. Ma le nuvole ci sono. La città è lì. E anche l'uomo c'è. Voi non potete vederlo, ma c'è. L'uomo viene giù in silenzio dall'alto, nel cantiere deserto. Attraversa lo scheletro verticale dell'edificio in costruzione e cade esattamente al centro di una pozzanghera di fango gelato. Non fa rumore, non fa schizzi. Rimane lì, con discrezione. Fuori dal cantiere c'è Giovanni. Giovanni a quell'ora solleva la serranda del bar come tutte le mattine. Guarda le gru, lì sullo sfondo.
Dicono che tra poco una cometa passerà vicino alla Terra. Dicono che passi una volta ogni 15 anni. E Giovanni pensa a quella cometa, pensa che forse devierà il suo corso per abbattersi su quelle gru che non gli piacciono per niente. Giovanni non vede l'uomo cadere. Non potrebbe. Una volta tanto la nebbia avvolge tutto per davvero. L'uomo lo ritrovano un'ora dopo. Dicono che non lavorava lì. Nessun documento, niente di niente. Sono tutti lì a guardare il morto a 2 metri dalla recinzione. C'è un infermiere del 118 che parla al telefono e 2 poliziotti che interrogano il capocantiere. E poi c'è Giovanni, che non ha ben capito ma resta lì a guardare. Giovanni vede gli operai sciamare via, gli italiani da una parte, gli stranieri dall'altra. Ha in bocca un sapore cattivo. Una volta sognavamo tutti verso l'alto, pensa, e ora ci si guarda i piedi per non inciampare. Poi Giovanni si gira e vede che il vecchio è lì accanto a lui e la sua bocca si muove. Gli sta parlando, anche se per qualche secondo lui non riesce a sentirlo. Allora, come diceva Chiara, da qui parte vari intrecci, varie storie che in qualche modo, alcune sono prese in qualche modo oltre che dalla cronaca, anche dalla realtà un po' che ci circondava quel periodo in città, nel senso che poi noi abbiamo iniziato a scrivere il testo, come diceva Chiara, quando l'Expo era in preparazione. Prima del 2015. Prima del 2015, poi l'abbiamo accantonato e l'abbiamo finito nel 2018, per cui a Expo concluso, ma con appunto la città in qualche modo trasformata da quello che Expo era stato e che aveva rappresentato. Noi non diciamo mai che siamo a Milano, se non alla fine viene fatto riferimento direttamente, è abbastanza comprensibile, cioè nel senso chi legge il testo ha in mente Milano mentre lo legge, perché la città che raccontiamo di fatto è quella, ma poi c'è un'ultima scena dove si scopre effettivamente chi è il narratore, oltre al suo nome, perché il suo nome non se lo ricorda nessuno, e a un certo punto però ci dice chi è questa persona, e quindi fa riferimento a un fatto che è accaduto a Milano, che vabbè, se volete vi faccio spoiler, dai, tanto chi se ne frega, non è una serie di Netflix. Nel mezzo sappiate che ci sono tipo 10 trame diverse, prima li contavamo, sono 17 personaggi. Se posso vi leggo queste 2 righe così vi faccio giusto capire qual è la... Volentieri. Io sono sempre... È l'ultima scena, Lui sta finendo di raccontare che fine fanno i vari personaggi e dice: e io sono sempre morto, non risusciterò, è solo passata una cometa, il mondo non cambierà. Io tornerò alla mia panchina ai giardini pubblici davanti alla targa che mi hanno dedicato. Il 27 luglio 1993 la mafia parcheggia un'autobomba davanti al padiglione d'arte contemporanea di Milano, di fronte ai giardini di Porta Venezia. Io sto dormendo sulla mia panchina. L'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari vede un fumo bianco uscire dalla macchina. Chiama i vigili del fuoco. Io sto sempre dormendo sulla mia panchina. I vigili del fuoco arrivano, Carlo Lacatena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno. Parlano con Ferrari, si avvicinano alla macchina, ma prima che si rendano conto, la bomba esplode. Io sto ancora dormendo quando un pezzo di lamiera mi squarcia il petto. Moriamo tutti e 5. Io sono Driss Moussafir, immigrato marocchino morto il 27 luglio 1993, ucciso dalla bomba al padiglione d'arte contemporanea di Milano, vittima di una strage mafiosa volta a ricattare lo Stato. Sì, sono proprio morto. Ok? Per cui in qualche modo anche qua vedete, anche questo personaggio è preso dalla cronaca, no? Poi chiaramente una cronaca ormai di 30 anni fa, però tra l'altro è una cronaca che spesso viene dimenticata perché pochi si ricordano che c'è stato un attentato mafioso a Milano
davanti al padiglione d'arte contemporanea e nessuno si ricorda, se non la targa che c'è davanti al parco in questo momento, del fatto che tra le vittime ci fosse un immigrato che era costretto a vivere per strada perché viveva ai margini della società, no? Per cui in qualche modo è vero che la città è cambiata, ma in qualche modo Milano è sempre stata una città con una doppia anima, molto accogliente da un certo punto di vista, ma dove è anche molto facile trovarsi ai margini della società se non si ha una struttura di paracadute intorno, insomma. Certo. E avevate condiviso con noi questo articolo di giornale che adesso io a mia volta ho condiviso con il pubblico di Matearium in chat, che parla proprio, in realtà qua il link è delle Techerai, che parla proprio delle bombe, no, di quel periodo stragista, delle stragi di mafia, un po' in tutta Italia, no? Ce lo ricordiamo, a Firenze. A Firenze. Un mancato attentato, tra l'altro, anche a Roma allo Stadio Olimpico, che avrebbe causato poi una strage incredibile. Prima di lasciare la parola a Viviana, approfitto soltanto, visto che siamo entrati in argomento, in questi giorni, la scorsa settimana in realtà a Udine, ma so che sta facendo il Giro d'Italia, la macchina nella quale perse la vita Giovanni Falcone nell'attentato della strage di Capaci insieme alla sua scorta. Questa autovettura sta facendo il Giro d'Italia. Se vi capita, adesso mi rivolgo chiaramente, no, a tutto il nostro pubblico in ascolto, se nella vostra città vedete che farà tappa quest'auto, consiglio caldamente di andarla a vedere, perché insomma è un dovere in quanto cittadini di questo paese. Sì, anche se si tratta di un evento lontano, comunque ha a che fare con le vicende anche che raccontate in questo testo, perché comunque è tutta una connivenza appunto mafiosa che permette queste morti silenziose, queste morti ai margini che vengono nascoste. E in tutti i personaggi che avete citato nel vostro testo, che sono numerosi, mi ha colpito comunque il fatto che sono comunque un po' tutti sullo stesso piano, cioè non vivono tutti, anche se c'è chi ha più una sicurezza economica, sociale, ma comunque è chiaro che sono un po' tutti vittime di questa, in qualche modo, di questa città. Quindi le loro vite sono connesse in modo molto forte, proprio nella relazione con Milano. E questa immagine della città che sale, ma dove le persone devono guardarsi i piedi per non inciampare, è un'immagine che trovo molto forte, molto significativa, perché appunto fa venire in mente l'equilibrio che si perde, no? Per mantenere questi due sguardi allo stesso tempo. E così come anche l'immagine dell'attesa della cometa, no? È come se l'ho letta come se appunto la città fosse così potenzialmente ricca di possibilità, ma anche pericolosa, che può succedere qualcosa del genere, come una cometa che arriva e distrugge le brutture da un momento all'altro. E mi incuriosiva, visto che voi adesso appunto non vivete più dentro nella città di Milano, come avete detto, però cosa c'è del vostro rapporto con Milano in questo testo? Cioè cosa ci avete messo? Parlo per me, in realtà è un grande amore. Perché come tutte le città ha un'identità molto forte, offre grandi possibilità dovute al fatto che banalmente c'è qualche milione di persone che si respira addosso e quindi puoi incrociare qualcuno interessante,
ma chiaramente con le sue complessità, e questo la rende doppiamente interessante. E poi continua a cambiare, continua a crescere in senso anche buono. Sì. È un laboratorio di lingua, di identità, di società, e questo non si può negare. E chiaramente per qualcuno che scrive è super interessante da studiare. Certo, quindi sono personaggi che hanno vissuto avete vissuto nella vostra quotidianità, quindi fanno parte proprio della vostra esperienza, del vostro essere in questa situazione, in questo ambiente così stimolante e anche tragico per certi versi. Ma io penso sempre che per un autore sia più interessante vivere in un luogo di conflitti piuttosto che in un luogo dove i conflitti in qualche modo sono celati sotto il tappeto, o celati o appianati, no? Chiaramente al netto della vita civile, Certo. nel senso che chiaramente non auspico a nessun autore teatrale di finire a vivere in un territorio di guerra, per esempio. Però sicuramente vivere in una città dalle forti contraddizioni, se sei bravo a osservarle, queste contraddizioni, vuol dire in qualche modo avere sempre un materiale vivo, no? Col quale confrontarsi, e secondo me aiuta anche molto dal punto di vista della percezione che noi artisti abbiamo della realtà, perché noi artisti poi tendiamo sempre a vivere in una bolla, no? Ma è a evidente. isolarsi. Come, Viviana? A isolarsi. Assolutamente, perché basta aprire i miei social, se apro i miei social, vivo in un mondo dove il partito più a destra in Italia sarebbe il PD. Che capite, no? Cioè questa diventa poi la bolla, no? Come può essere veramente fuorviante, quando in verità poi... Il massimo problema è trovare un biglietto ridotto per andare al piccolo. Noi per esempio lavoriamo Officina Carbonara, che fa parte di Caracorum, impresa sociale SRL di cui siamo soci a Seda Varese, ed è notizia di ieri che Dora, che è questa comunità di neonazisti, ha appeso una svastica davanti al Sacrario dei Partigiani. E questo è solo uno degli ultimi esempi, no? Adesso non voglio entrare nella politica magari un pochino più spicciola di questi giorni, però sicuramente il mondo sta cambiando e stare sempre in connessione con la realtà il più possibile è la cosa che ti permette di percepire questi cambiamenti e di poterli raccontare. Poi devo anche dire che io e Chiara abbiamo sempre la grande fortuna, che forse in Italia è una sfortuna, di anticipare le cose che accadono, cioè riusciamo spesso a vedere e fare alcune cose prima che diventino una moda. E questo secondo me è possibile proprio... caso, sì, no, non è pensato, non è che ci mettiamo lì a dire... Possiamo dire in virtù della sensibilità artistica che vi contraddistingue, certo. perché questo è un po' tipico degli artisti, no? Riuscire un po' a guarda, nasare... assolutamente sì, cioè io me la riconosco questa sensibilità, però secondo me è anche molto figlia del contesto in cui viviamo. Cioè che ci permette di entrare in contatto con alcune cose prima magari che in altri luoghi un pochino più periferici. Ecco. E mentre in certi paesi, io spererei in tutti, questo viene apprezzato, in Italia questo può essere, come dire, motivo di difficoltà invece che di opportunità, così magari anticipiamo anche un po' una riflessione che volevamo fare insieme a voi, no Viviana? Proprio certo. Su questo aspetto che vi contraddistingue, no? Che ci incuriosisce, l'essere rappresentati all'estero, avere più difficoltà invece a poter allestire in Italia i vostri spettacoli. Sì, nel nostro incontro appunto che abbiamo fatto di preparazione è emerso questo tema delle
un po' delle difficoltà comunque dello stato dell'arte, delle produzioni teatrali in Italia, e avevate iniziato un discorso veramente interessante per chi appunto fruisce del teatro ma non è così addentro alle dinamiche di produzione, quindi gli chiediamo appunto abbiamo sentito parlare di New York, Romania, Croazia, però appunto come vi confrontate con la realtà produttiva italiana? Allora, noi ci produciamo, però come vi dicevamo all'incontro di preparazione, spesso ci troviamo a scrivere per l'Italia testi diversi. Quelli di cui avete sentito parlare stasera hanno tanti personaggi. Questo ad esempio è una difficoltà se uno lavora con una piccola realtà, per scelta indipendente, perché dover stare dietro a realtà più grosse implica magari perdere 3 anni di lavoro per poi sentirsi dire che si sono fatte scelte diverse, che è corretto, è giusto, ma una volta che uno capisce quali sono le dinamiche, capisce anche che c'è, per una serie di ragioni storiche, un sistema molto conservativo che diciamo che quei budget lì per pagare così tante persone li riserva delle cose più sicure dal punto di vista del marketing, perché hanno il nome di richiamo, il titolo classico, cose che venivano riassunte nella vecchia regola del nome di riferimento: o c'è l'attore, o c'è l'autore, o c'è il regista. Spesso la drammaturgia contemporanea, se non è una riscrittura di classici, fa più fatica. Adesso in realtà stanno cambiando delle cose, però la verità è che noi ci siamo trovati per una serie di case della vita a guardare ad altri paesi e trovare risposte molto prima e molto più favorevoli, anche perché poi ci sono sensibilità diverse nel mondo. Alcuni temi sono più caldi in certi luoghi piuttosto che in altri, e spesso, c'è da dire, esistono strutture e stabilità in altri paesi che permettono di avere un ensemble con molti interpreti che aspettano a braccia aperte un testo con tanti personaggi, ad esempio, cosa che qui non esiste. Perché gli attori sono stipendiati, per cui quello è un costo fisso per il teatro. Mentre da noi mettere in produzione un testo con 17 personaggi come La città che sale, che poi possono essere interpretati da 8 attori, però comunque sono 17 personaggi, ma anche 8 attori in Italia è considerato già una produzione, di un certo tipo, no? Mentre all'estero, in Croazia, in Romania, in Germania, insomma, dove esistono i teatri stabili con delle compagnie stabili che prendono uno stipendio, quello è un costo fisso del teatro, cioè, anzi, più li fai lavorare meglio è, perché così non stanno a casa, no? Certo. A prendere lo stipendio stando a casa. Cioè, molto spesso il monologo è visto male nelle strutture per gli ensemble, perché poi ne lavora uno e gli altri... Perché lascia a casa gli altri. E gli altri che fanno? Il teatro dove lavoriamo noi a Fiume, che è il Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc, ha 330 dipendenti fissi. Wow. Tra uffici e organico. Poi l'organico vuol dire 2 compagnie di prosa, una in lingua croata e una in lingua italiana, un'orchestra, perché i teatri nazionali in Croazia hanno anche una sezione dedicata all'opera lirica, il coro e il balletto. Per cui capite che quello è un costo fisso, cioè quelli sono pagati dal comune, e quindi è più facile proporre progetti con tanti attori, in realtà Sì, non vai a incidere su nuovi costi, diciamo. Assolutamente. E in più, secondo me, questo secondo me ce lo dobbiamo dire, perché comunque è un dato di fatto, secondo me c'è anche un problema politico rispetto alla produzione. È molto difficile ragionare su uno spettacolo, che tra l'altro va bene anche perché l'ultimo giorno di scuola va benissimo anche per gli adulti, ma parlare di stupro a degli adolescenti in Italia non è una cosa così sdoganata. Già parlare di sesso alle superiori è una cosa che mette in difficoltà
banalmente i professori che devono portare gli studenti a teatro, perché poi chissà questi quando tornano a casa o quando gli arriva la circolare dei genitori come prenderanno il fatto che tu porti il loro figlio a vedere uno spettacolo che parla di violenza sessuale. È molto più sereno e così- sicuro andare a vedere l'ennesimo berretto a sonagli. Guardate cosa è successo, cos'è stato 2 settimane fa con il film Il ragazzo dei Sì, pantaloni infatti rosa. pensavo proprio a quello, sì. Sì. Capite che c'è Incredibile. proprio lì c'è un problema politico. Sì. Ma Non è infatti all'inizio dell'appuntamento abbiamo parlato di scrupolo, no? Ma a me Sì. sembra che uno scrupolo che voi portiate avanti è quello di portare in scena determinate tematiche. Questo è lo scrupolo, e mi sembra uno scrupolo giustissimo, no? Proprio perché portare certe storie sul palco, a maggior ragione se poi il pubblico può essere un pubblico di adolescenti, se poi la storia li riguarda, beh, significa, come dire, lavorare a favore del paese, della coesione sociale, della crescita anche, no? Un po' morale del paese. Guarda, io penso Piacerebbe. che una delle cose più coraggiose che abbiamo fatto, le 2 cose più coraggiose che abbiamo fatto sono stati i 2 spettacoli di cui vi parlavamo prima, quello sulla P2 e quello sulle bestie di Satana. Quello sulle bestie di Satana ci hanno detto tutti non fatelo. Ma dando anche non fatelo perché vi hanno... Non infatti. fatelo perché andate ad aprire un vaso di Pandora, perché c'è ancora molto dolore, perché la gente sente questa storia come una ferita aperta, e io, Chiara e Stefano Beghi, che poi registrate lo spettacolo, io sono in scena perché parte anche da un dato autobiografico, cioè dal fatto che io conoscevo alcuni di loro e per 20 anni mi sono spaccato la testa sul pensare perché loro sono diventati degli assassini e io ho deciso di fare l'artista, no? Perché comunque venivamo da un contesto ambientale similare, e perché le ferite aperte in questo paese non vanno rimarginate, vanno tenute in putrescenza come in filottete. Beh, diciamo che c'era un problema generazionale, chi non voleva aprirle era la generazione prima che si è trovata questa questione con i propri figli, ragazzi da educare, generazione successiva, giovani che seguivano, mentre la nostra, che è quella dei coetanei, aveva una gran voglia di parlarne. Certo. E invece quando abbiamo fatto lo spettacolo sulla P2 ci siamo trovati la Digos in teatro. Che ridere. Era uno spettacolo che nessuno... Ultimamente la Digos va un po' troppo spesso nei teatri, mi sembra. Ma hanno pagato il biglietto intero, Ma noi un lo po' vogliamo ovunque. sempre. Hanno pagato il biglietto? Il biglietto intero, sì, perché non si possono palesare come tali, però era proprio... Però la cosa divertente è stata che anche lo spettacolo sulla P2, noi abbiamo cercato di produrlo credo per 3 anni di fila. Avevamo come consulente storico e consulente legale Giuliano Turone, che è il giudice che insieme a Gardo Colombo ha scoperto la lista Castiglion Fibocchi, per cui in teoria è un progetto anche abbastanza blindato dal punto di vista formale, ma nessuno ce l'ha voluto produrre finché Renato Sarti del Teatro della Cooperativa, che è stato poi il teatro che ha ospitato anche lo spettacolo sulle bestie di Satana, lui siccome con la Digos ci ha fatto il callo, perché tra Digos e fascisti gli vanno sempre a rompere i coglioni, lui ha detto ma ve lo produco io quello sulla P2, e quindi noi siamo riusciti ad andare in scena così e ci siamo trovati la Digos in teatro. E per questo dico, cioè, da un lato secondo me c'è sicuramente una questione produttiva, economica, come diceva Chiara, dall'altro a volte mi rendo conto che quello che facciamo noi, in Italia il teatro ha smesso lentamente di essere il luogo dove si parla veramente di conflitto, no? Per questo non vuol dire che un'Antigone fatta bene non faccia il suo sporco dovere di riflessione etica, no? Però se sei fuori dalla nicchia del teatro di narrazione dichiaratamente civile, sei visto un po' in modo strano, perché non sei etichettabile. Poi guarda, aggiungo solo un'ultima cosa, perché poi mi rendo conto che stiamo facendo tardi. Io credo che uno dei problemi dal punto di vista politico di quello che facciamo noi è che rispetto magari al teatro civile, dove il pubblico va e si sente assolto perché i cattivi sono i mafiosi, perché i cattivi sono i fascisti, eccetera, eccetera,
Noi facciamo sempre una domanda al pubblico, cioè nello spettacolo sulla P2 c'erano tutta una serie di quadri che noi abbiamo chiamato piccoli episodi di piduismo quotidiano mutuati da Fassbinder, dove in qualche modo raccontiamo come quel tipo di pensiero lì in verità noi ce l'abbiamo pure quando andiamo a una riunione di condominio, quel tipo di sistema clientelare lì. Noi non diciamo mai i nazisti sono cattivi per cui tu puoi stare comodo sulla tua poltrona. Noi cerchiamo sempre di dire, e il nazista dentro di te qual è? Certo. Quindi non è un intrattenimento di sinistra, passatemi il termine, no? Etichettabile, quindi etichettabile. È sempre una cosa dove io le domande che noi ci facciamo ogni giorno come cittadini le facciamo anche a loro. Tu dov'eri? Dove sei? Ne vale la pena? E torniamo, no, a quello che si diceva a inizio appuntamento. A noi ci interessano le domande che può suscitare in noi stessi prima di tutto, no? Un fatto, un testo. Allora, come avrete capito, noi passeremo delle ore e ore e ore a parlare con Chiara e Marco, però il tempo è tiranno. Allora io, se vi viene d'accordo, chiedo, perché l'abbiamo nominato, no? A Chiara e Marco, se vogliono molto brevemente soltanto dare un piccolo spunto su che cos'è effetto farfalla. È un delirio. Un delirio. No, effetto farfalla parte da questa teoria che fa parte della teoria del caos, che postula dal punto di vista teorico il fatto che se una farfalla in questo momento sbattesse le ali a Hong Kong, molto probabilmente qua arriverebbe un tifone. Uno tsunami. Allora questa cosa qui in qualche modo è lo spunto per noi per raccontare come dal punto di vista geopolitico ed economico ogni piccolo evento in verità è connesso sempre a qualcos'altro, non è mai fine a se stesso. Per cui quello che raccontiamo nello spettacolo è, qui vedete i granchi blu, di cui vedete, raccontiamo come i granchi blu sono arrivati nel Mediterraneo. Con una storia molto avventurosa. Tra l'altro questa cosa qui, visto che come dicevo prima noi in qualche modo siamo dei precursori, questo testo ha debuttato nel 2019, quando non erano ancora arrivati in modo così importante i granchi blu in Italia. All'epoca non erano ancora saliti. E quindi noi raccontiamo di come appunto anche un semplice spostamento commerciale o anche soltanto una storia d'amore finita male, perché di fatto i due protagonisti sono una ex coppia, uno è uno scienziato coreano, l'altra è una lobbista alle Nazioni Unite che si occupa di fare lobbismo per le ONG che si occupano della green economy, come anche questa piccola storia che in qualche modo finisce male d'amore, in verità scateni a livello planetario un grande caos. Per cui vabbè, qui ci sono diversi fatti di cronaca da cui noi partiamo. Uno è la notizia che i granchi blu si stanno muovendo dagli Stati Uniti verso il Mediterraneo. L'altra era una notizia di due scienziati in Antartide, dove a un certo punto da soli e a un certo punto uno accoltella l'altro perché gli fa spoiler sui libri che legge e quindi lo aggredisce col coltello. Guardate, quando ho letto quel testo, ho letto poi dopo gli spunti che ci avevate fornito, non avrei mai creduto che quello fosse un riferimento ad una notizia, perché ero sicura che fosse un'invenzione letteraria, cioè. E invece no. Quello è vero. E il terzo, che in realtà non viene, forse non ve l'abbiamo mandato, è in realtà questa guerra della tortiglia scatenata da un tentativo di politica green di Obama all'epoca, quando scelse di provare a investire sull'etanolo derivato dal mais, e questa cosa creò una carestia del mais che portò alla fame una serie di paesi, compreso il Messico, dove non c'era più il mais per fare le tortiglie. Questo scatenò la rivolta popolare. Non è andata benissimo. No, questo per dirvi che insomma, siccome noi ci appassioniamo poi alle storie di geopolitica anche legate alla scienza, abbiamo preso tutti questi elementi e li abbiamo messi
in questa cosa qui. Tra l'altro, vabbè, con grande soddisfazione, perché noi ci fregiamo di essere stati i primi autori di teatro italiano a prendere apertamente per il culo Putin in un testo teatrale. Questo vi diciamo subito grazie. Ancora aver letto il testo, ma a prescindere. Allora, ho pubblicato più volte in chat l'articolo degli scienziati in Antartide, non perché Viviana non credesse ai propri occhi, ma è stato semplicemente un mio errore. Allora, io metto nella chat anche per tutti voi il link alla casa editrice Editoria e Spettacolo, dove è possibile appunto acquistare la collana, la raccolta Verso Est, dove sono presenti questi 3 testi e anche degli altri, giusto? Sì. Sì, sono tutti... questi testi che avete citato sulla propaganda e solo un fatto personale non sono pubblicati. Non sono sono reperibili. Peccato, aspettiamo la possibilità di leggerli il prossimo volume. Noi ringraziamo tantissimo Chiara e Marco per averci permesso di sbirciare un po' nella vostra bottega, che è uno degli scopi anche che ci poniamo qui a Storie sul Pezzo. E chiedo a Viviana se vuole ricordare, a proposito di botteghe e di strumenti di lavoro, i prossimi appuntamenti di Matearium. Sì, rapidamente vi metto anche la slide. Dunque, le attività di Matearium prossime sono un percorso online che si chiama Scrivi con Metodo. Si tratta di 8 incontri che ha inizio il 6 febbraio e termina il 27 marzo 2025 e si tratta di appunto un percorso di una classe, di un gruppo in cui ognuno porta un proprio progetto di scrittura per il teatro e lo si lavora assieme seguendo appunto un metodo di lavoro per step. E quindi sono aperte le iscrizioni, insomma, che trovate sul nostro sito di riferimenti. E il secondo è invece è un corso base di scrittura teatrale anche online. Si tratta di un percorso teorico sui fondamenti della scrittura per il teatro. Sono 6 lezioni dal 10 febbraio al 24 marzo e in queste lezioni si affrontano i principi fondamentali della scrittura per il teatro. Prendiamo ad esempio dei testi di grandi maestre e maestri della drammaturgia e non manca una parte pratica di esercizi in classe e per casa. Quindi potete appunto vedere insomma, sul nostro sito i link che vi ha inviato Luca, tutte le informazioni sui corsi, e poi abbiamo in programma una presentazione di questi corsi il 9 dicembre alle 21, che sarà online, in cui chi vuole si può collegare e ci saranno i docenti e le docenti che risponderanno alle vostre domande e curiosità. Se volete partecipare a questa presentazione del 9 dicembre ci potete scrivere a info@matearium.it dicendo appunto che manifestando appunto l'interesse, e vi invieremo il link per partecipare. Ecco, noi siamo arrivati un po' lunghi questa sera, però non vogliamo rinunciare a quello che sapete essere un po', no, il dulcis in fundo di questi appuntamenti, e vorremmo coinvolgervi direttamente con una domanda. Nella consapevolezza che il teatro deve appunto stare sempre sul pezzo e che la realtà quotidiana è una continua fonte di stimoli, vorremmo chiedervi: quali fatti di cronaca, recenti o anche più lontani nel tempo, ritenete che abbiano il diritto, se non a questo punto, viste le riflessioni che ci siamo fatti, il dovere di divenire drammaturgia? E soprattutto, perché? Secondo voi, perché proprio quel fatto di cronaca? Ecco, ringrazio Viviana che ha riportato la domanda in chat. Adesso Chiara, Marco, gli amici e le amiche di Matearium cominciano a ragionarci, cominciano a scrivere le loro risposte in chat. Come rispondereste voi a questa domanda? Ora
è chiaro che è il vostro lavoro, per cui mi sento di chiedervi, c'è qualche notizia che avete letto di recente che in qualche modo vi ha fatto scattare quella scintilla di cui parlava Viviana a inizio appuntamento? Allora, io un lavoro che sto facendo adesso, di cui ho già finito di scrivere il testo e abbiamo fatto un'anteprima a giugno e che diventerà poi una produzione finita durante l'anno, parte da una cosa che ho letto, in verità l'ho letta a inizio anno, ma è una notizia che risale a maggio del 2023, di questo ragazzino di 13 anni che prende la pistola del padre, va a scuola a Belgrado e uccide 7 compagni di classe. E per cui, insomma, siccome anche questa è bella, sì. Io ci sto lavorando su Adesso Ecco. la palla a te Parlando di adesso. anticipazioni. Per cui in qualche modo, insomma, io poi quando ho letto questa cosa ho iniziato a ragionare su quello che poteva essere il monologo di un padre che a un certo punto si trova a dover affrontare il fatto che il proprio figlio di 13 anni compie una strage a scuola, che poi è una cosa che ci sembrava sempre lontana, sembra una cosa americana, ma in verità sta arrivando in Europa sempre di più. È notizia di oggi di un ragazzino in Italia, non mi ricordo dove l'ho letta prima, di uno che ha sparato alla mandibola ad un coetaneo 16-17 anni, un ragazzo che ha coltellato, un ragazzino di 12 anni che ha aggredito 2 compagni di classe quest'estate col coltello, insomma qualcosa che ci sembrava lontano in verità è sempre più vicino. Poi per la mia generazione magari ci ricordiamo 20 anni fa il caso di Erfurt, dove anche in Germania era successo un caso di strage in Germania, però insomma vabbè, questo per dire, io da lì ho preso questa notizia e ci sto lavorando. Tocca a te. Io sì, siamo genitori, quindi la cosa ci tocca. Sto leggendo molto sulle madri che uccidono i figli per sindrome, traumi, postpartum, per varie ragioni. È una cosa che mi sta abbastanza ossessionando. Però invece stanno sull'Allegro una notizia su cui vorrei tantissimo scrivere, è quella degli ippopotami di Escobar. Questa è una notizia che mi è sfuggita. Pablo Escobar aveva degli ippopotami nella sua tenuta che dopo la sua sparizione sono andati in giro per il paese, l'hanno invaso perché non hanno dei, come si dice, dei carnivori, non hanno degli antagonisti in natura, dei carnivori che se li mangiano, e quindi stanno invadendo il Sud America. Ma quanti sono? Adesso sono tantissimi e sono enormi e cattivissimi. Beh, gli ippopotami sono animali particolarmente aggressivi. Assolutamente sì. Sì, poi hanno questo muso dolce, però... No, sono terribili. A me questa cosa affascina moltissimo. Luca, ma a noi ci ha fregato la pubblicità della Pampers con l'ippopotamo. Sì, probabilmente sì. Sono degli animali orrendi. Probabilmente sì. Ma io mi lasciavo un po' anche intortare da queste orecchiette così carine che hanno... invece sono veramente animali piuttosto aggressivi. E il fatto che scorazzino liberi per un intero paese è sicuramente uno stimolo drammaturgico importante. Non so, almeno come contesto mi intrigherebbe tantissimo. Dopo i granchi blu. Sì. I granchi blu. Di Escobar. Allora, Bruna appunto ci ricordava, no, il caso Pifferi. Letizia, l'omicidio di Alika Ogorku Marche, avvenuto per strada sotto gli occhi dei passanti. Anche questa notizia del 2022. Beh, guardate, prima si è nominato adesso non vorrei tornare, ma stiamo tornando un po' sulle notizie brutte, ma prima si è parlato, no, parlando della città che sale, del fenomeno del caporalato, e ci ricordiamo la notizia di, neanche troppo lontana nel tempo,
di quel bracciante che è stato abbandonato senza un arto davanti l'uscio di casa, nella speranza che non si venisse a sapere niente, no? Prima si parlava di mettere la polvere sotto il tappeto. Sì, è interessante che entrambi i riferimenti che ci hanno scritto Bruna e Letizia hanno a che fare con la comunità, quindi proprio il rapporto tra una vittima, un assassinio e un'intera comunità, quindi come il teatro può indagare, no, l'umanità che c'è, che è coinvolta in questi eventi, riportandola come domanda alla comunità che assiste allo spettacolo. Quindi insomma sono tutte e due notizie che hanno delle grandi domande da passarci. E a proposito di comunità, il pensiero torna, no, all'ultimo giorno di scuola, al testo col quale abbiamo aperto questa riflessione, perché anche lì la comunità entra nella drammaturgia a gamba tesa. Ma il teatro è il luogo dove la comunità si trova. È Giusto. una delle ultime attività che possiamo fare. Perlomeno dovrebbe. Perlomeno dovrebbe, e noi tifiamo per la drammaturgia che parla del presente, che parla al presente, e cerchiamo appunto con Mattearium e con Storie sul Pezzo di andare a ravvivare per quel che possiamo nel nostro piccolo questo interesse e questa conoscenza anche con chi ci segue di testi che affrontano queste tematiche. Tra l'altro, se posso permettermi, visto che è stato citato il caso di Civitanova Marche, vi segnalo un testo scritto da Caroline Baioni, che è andato in scena con la regia di Antonio Mingarelli, che si chiama Animali domestici, che parte dal caso Traini. Ah, ok. Interessante. Insomma, anche quello è un esempio un po' di quello che ci siamo raccontati questa sera, no? Bene, allora io e noi ci sentiamo, no, Viviana, di ringraziare ancora una volta Chiara e Marco della Confraternita dei Chianti, seguiteli, mi raccomando. Dove possiamo vedere un vostro spettacolo prossimamente? Dove possiamo vedervi? Prossimamente in Italia non lo so. C'è Esodo Febbraio. Riprendiamo Esodo, che è stato tra l'altro ospite anche da voi a Mattearium anni fa, e sarà a Lecco, a Rimini, in Brianza, no, basta. Poi ci sarà Lemon Therapy, che è un testo che parla di sessualità agli adolescenti, che sarà a Milano non questo weekend, il prossimo, messo in scena da Enrico Lombardi e Alice Melloni. E poi in primavera, se volete spingervi fino alla drammaturgia ludica, sperimentiamo con un gioco performativo che si intitola Vietato innamorarsi. Che è un gioco di ruolo, cioè il pubblico è chiamato a giocare. Interessante. Un gioco di ruolo che è ambientato nell'Italia del futuro, dove nel 2030 il governo vieta alla gente per legge di innamorarsi. Per evitare la violenza di genere. Ah, ok. Ma se seguiamo sui vostri social, voi tenete aggiornati, perfetto. Quindi invitiamo... siamo abbastanza bulimici in verità, condividiamo roba raffica. Per cui... Benissimo, vabbè. Bene, mi piace. C'è una domanda per voi da parte di Marita Viola. Penso alla ragazza morta per essersi rifatta il naso. Ha senso morire per inseguire canoni estetici di plastica? Invece, a proposito di animali e di Croazia, che fine hanno fatto gli animali dello zoo di Tito? Sono ancora lì. Sono ancora lì. Sì, sono ancora lì. È un parco adesso, si può visitare. C'è anche un festival di teatro estivo piuttosto importante. L'anno scorso ci hanno fatto l'opera da 3 soldi a Brioni per questo festival e ci sono ancora gli animali. Sono ancora lì, non sono né scappati né sono è un'isola e non possono. Per cui sì, ci sono ancora lì. Va bene, grazie anche, ecco Marita, grazie a te per la condivisione di questi spunti.
Allora, cari amiche e cari amici di Storie sul Pezzo, non dimenticate di seguire la Confraternita del Chianti nelle loro pagine social proprio per restare aggiornati sulle loro attività. Per quanto ci riguarda, Viviana, abbiamo detto l'appuntamento di lunedì prossimo, Il vero? 13 gennaio, sì. No, dicevo di lunedì prossimo, no, del 9, per chi ha Ah sì, piacere di certo. confrontarsi, no, con i docenti di Matearium per il nuovo progetto. Per quanto riguarda Storie sul Pezzo, appuntamento al 13 gennaio. Il Esatto. tema resterà sempre questo, dal quotidiano, dalla pagina di giornale al palcoscenico, però non vi vogliamo anticipare altro perché sapete che ci piacciono le sorprese. Bene, grazie Quindi mille a buonasera voi a e in tutti particolare a Chiara e Marco. Ciao. e Ciao, passate un bel grazie. dicembre. A presto. Ciao. Ciao. Ciao a tutte e tutti.